Fare il caffè non è una cosa semplice, ecco perché oggi ho scelto la persona adatta a noi. Addirittura... No, ma che stai facendo? No, questo è il teatro, però in settimana stai chiuso la mattina, allora uso come palestra. Io Ma faccio noi dobbiamo fare il caffè, ma... Allora, mi faccio gli squat e Ma dobbiamo preparare il caffè, Manuel, ci siamo. Sì, ci siamo. La macchinetta io l'ho portata, la lavagnetta non è andata benissimo. No, però vediamo. qualcosa ho imparato forse. Vediamo vabbè, un po' che cosa sai fare. Mi sento un po' osservato. Un pochino, siamo sì, sotto i qualcosa- riflettori. Sì. Però dovresti essere abituato tu che sei figlio d'arte, no? Figlio A fu di... caffè? No, papà sa fu Raul, il caffè non l'ho mai visto fare, dico la verità, da lui. Però è un grande attore, anche tu lo sei. Come è cominciato questo tuo amore per il teatro? Praticamente non riesco a fare due cose contemporanee, Oh mamma, come molti maschi. iniziamo male. Come molti quindi immaginate mi concentro a fare tutte e due cose. No, è iniziato da piccolissimissimo perché praticamente mio padre faceva le prove qui al siparietto ma con una compagnia amatoriale perché all'epoca ancora non era professionista, perché lui mi ha avuto giovanissimo all'età di 22-23 anni, un famoso cosa non si può chi più, cioè, Infatti, quanti anni hai tu? io quasi 29. Dovresti avere un figlio di 4-5 anni No, oggi. ma non si vede manco alla lontana, cioè non sta manca la materia prima, cioè la ragazza. Manca quella, quindi siamo anche alla ricerca di quello. Sì, poi mangia sposare, poi mangia fa meno di 3 anni di fidanzamento prima, quindi comunque figlio si parla fra 10 anni. Comunque, no, vabbè, quelli mi aveva avuto piccolissimo che faceva compagnie amatoriali. Sto facendo buono? Benissimo, devo dire la verità, sei proprio un discepolo diligente. Di Edoardo De Filippo. Niente, lui praticamente faceva compagnia amatoriale, mi portava col passeggino qui a vedere le sue prove. Quindi praticamente io sto in un teatro dall'anno zero. Da sempre? Da sempre, sì. E com'è essere figlio d'arte? Come vivi questa emozione? Perché c'ha i suoi pro e i suoi contro sicuramente. I suoi pro sono quelli là che comunque io quello che ho imparato da mio padre non l'ho imparato da nessuno. Perché comunque io il mio l'ho fatto, cioè nel senso ho fatto l'accademia di teatro al Totò, ho fatto l'accademia di cinema, però diciamo le cose che impari con tuo padre lì cioè, nell'atto pratico non lo impari con nessuno, ecco. Quindi tu hai sempre vissuto il teatro, gli Sì. spettacoli e poi sei arrivato a fare questi famosissimi video con Sì. la lavagnetta. Com'è successo? È successo tutto per caso perché in pratica era in piena pandemia e niente, non avevamo un cacchio da fare, se si può dire. Certo Qui che si può dire. si può dire. Eravamo in zona rossa e io praticamente abito qui vicino. E venivo in teatro, in questo piccolo teatro che tra si porta fortuna. Ah, che Venivo. bello, che tocchiamo allora. Si diventa più bravo, accarezza. E niente, praticamente venivo qui in piena pandemia, in piena zona rossa, stavo qui, mi guardavo il soffitto e che poi mi rilassa molto questo posto. E un bel giorno mi di una lavagnetta e dice Dissima, perché non facciamo un bel video sulla pandemia, appunto, perché era l'epoca della pandemia. Quel video Lo poi- ricordi il primo video? Di che parlava? No, non era proprio il primissimo video, però il primo video che andò virale era, diciamo, un video proprio sulle varie zone, zona gialla, zona rossa, la confusione totale che vivevamo in quel momento e quindi la gente, ecco, il video esprimeva confusione, alla fine il messaggio che è arrivato è quello lì e la gente si è rivista, diciamo, in quel video e allora diventò virale, ecco. A proposito di realtà, Sì. con i tempi che stiamo vivendo, no? Sì. Guerre, confusione, che Beh, cosa... un bel momento. È un bel momento. Che cosa vorresti che andasse virale? O meglio, quale messaggio tu ti senti di lanciare? Proprio in generale, ai ragazzi che ti seguono. Ma sicuramente un po' più di umanità, perché ad oggi paradossalmente nell'epoca odierna sta andando virale questa moda anche di essere come una sorta di robot, sai, l'NPC, l'NP, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Quindi ci stiamo un po' disumanizzando, ecco, dovremmo tornare un po' più esseri umani e come farlo attraverso l'arte e quindi magari il teatro, perché probabilmente, anzi no, senza probabilmente, è l'unica forma d'arte che è rimasta dal vivo, no? Come magari anche i concerti, cioè dove tu puoi toccare, assaporare l'artista a pochi metri da te e quello sicuramente è una forma di umanità altissima, no? E perciò secondo me il teatro non morirà mai. Puoi sentire proprio questa emozione viva, cosa Sì. che tu farai a brevissimo. Sì, faremo uno spettacolo al Teatro Totò. Scusate, Teatro Totò è poco fa, che io ho la R mi va Teatro Totò. Al Teatro Totò il 21 dicembre
un'esperienza che già abbiamo fatto l'anno scorso ed è andata molto 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 bene, non ce lo aspettavamo, e quindi abbiamo anche replicato quest'anno con un testo diverso, un testo molto più, tra virgolette, maturo, una commedia già collaudata, una vecchia commedia di mio padre famosissima che si chiama Click. E l'anno scorso abbiamo portato un testo molto più per i ragazzi, per i giovani, per un qualcosa diciamo molto più anche social, ecco. Più Quest'anno abbiamo voluto fare più fresco, quest'anno abbiamo voluto fare un salto che comunque è bello, cioè in mia casa almeno a fa Shakespeare, attenzione, comunque si ride tanto, però ecco una prova di maturità un po' più diciamo ecco importante. E di cosa parlerà? Parla di, Click più o meno lo conoscono quasi tutti, però per chi non lo conoscesse è uno spettacolo che tratta di due fotografi, uno dei due si deve sposare, a un certo punto... E non sei tu. Non sono io. Nemmeno nello spettacolo. Nemmeno nello spettacolo. Potevo fare questa parte e invece anche che le mani fatte uno dei due si deve sposare. A un certo punto subentra questo personaggio che sarebbe una donna che ha avuto una relazione sia con diciamo con lo sposo, sia con il fratello, diciamo sempre di fotografo, che però è incinta. Cioè questa ragazza è incinta, all'improvviso arriva nel pieno dei preparamenti per il matrimonio, e quindi niente, si crea uno scompiglio totale, perché poi anche il secondo fotografo è fidanzato, quindi ci sono le mogli, una moglie e una futura moglie in mezzo, e quindi in tutto questo marasma poi c'è un bambino che deve nascere proprio durante lo spettacolo, cioè durante il matrimonio, un casino. Un ciclone. Dove acquistiamo i biglietti per venirti a vedere? Su Ticket One basta che digitate Click 2.0 e vi escono diciamo i biglietti per lo spettacolo. Click 2.0 per lo spettacolo. Andiamo a mettere sul fuoco il nostro caffè. Andiamo. Chissà come è venuto, mamma mia, ecco paura. Andiamo. Mano, il caffè è pronto, io non so come è venuto, speriamo bene, sennò vediamo. molto probabilmente una ciofeca, però vediamo un cincin. po'. Cincin. E questa dove la mettiamo? Questo non lo so, ma la mettiamo a terra sperando che non cade, sennò ce ne pulizi salti come. Sai cosa pensavo? Io ti svelo un prima? segreto. Allora io sai quando sto da solo metto così, anche se lo so che non si fa in teatro, però è rilassante. Non si fa, Qua ti rilassi. Non si fa. Però Non si proprio. È che sono un bordo. Prima mi hai detto che tu ami guardare questo cielo, no? E sognare. La cosa più io l'ho fatto fare apposta perché sognare. prima era bianco. Quando sono venuto in questo teatro ho detto di fare un cielo stellato, perché così chi entra ha la percezione che è venuto al teatro e i sogni si possono realizzare. Che cos'è che sogni di solito? Io Quello più emozionante, che ti fa più vibrare il cuore. il sogno che poi non si dice. E non si dice perché siamo per napoletani Scaramanzia, e siamo scaramanzi. Come un caffè siamo napoletani anche nella Scaramanzia. E volevo aprire con questo caffè? Va, Vediamo. Aiuto, ho paura. 5,5, 5,5 va bene. Vabbè, il caffè non è arte tua, dai. Esatto, la prossima volta comunque mi troverai più preparato. Però è bello farlo, dai. Sì, compensiamo col caffè che ne chiamo. Il caffè di oggi non è stato proprio un granché, però l'intervista è andata veramente bene e quasi quasi, visto che alle mie spalle c'è una lavagna, io ne approfitto. Ti svelo il nome del prossimo ospite.